Dal Gazzettino del 26 ottobre 2012. L'ultima settimana di ottobre Padova è stata la capitale dell'antimafia culturale. Il 25, 26 e 27 si è svolta la festa nazionale di avviso pubblico. Il ciclo di incontri è stato aperto da Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico, che ha lanciato l'allarme sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e ha spiegato che la mafia sta approfittando della crisi per inserirsi sul territorio. Molto applaudito è stato l'intervento di Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera. Ciotti ha ribadito che solo attraverso un cambiamento culturale si potrà ambire e fare terra bruciata attorno alle mafie e far diventare la memoria impegno concreto. Bisogna puntare sulla responsabilità e sulla democrazia, affinché la corruzione e le forme di illegalità non calpestino la dignità, la libertà e le speranze umane. Mafia non vuol dire solo 'ndrangheta, camorra e cosa nostra. Mafia è anche la storia di donne e uomini vittime di giochi criminali e di tutte le ingiustizie sociali. Nel nostro mondo la perdita della legalità è un tema tristemente attuale. È un problema culturale non delegabile solo ai magistrati e alle forze dell'ordine. La prevenzione è responsabilità di tanti soggetti: scuola, università, società civile, perché solo insieme possiamo costruire una legalità organizzata, attraverso educazione, economia e politica.